Come si chiama il piatto? Allora, il e quali primo sono gli piatto si ingredienti? chiama il macco, o cosiddetamente anche umacco, che è una ricetta appunto tipica, come accennava il signor Santo, della tradizione contadina, che prevede l'utilizzo di fave secche o quando è il periodo delle fave fresche. E questo piatto viene arricchito sempre da un ingrediente sempre del territorio, che è il finocchietto selvatico, che dà appunto un aroma e un gusto più... esalta il gusto delle fave. Per prepararlo abbiamo bisogno di un filo d'olio in padella o in un tegame. Le fave, essendo legumi secchi, vengono messi in ammollo almeno 12 ore prima, in modo che il legume diventa più... si rilascia, cioè raccoglie, si ammorbidisce, sì, e si facilita la cottura. Abbiamo bisogno di un tegame, olio d'oliva, un po' di carote, sedano e cipolla, quindi facciamo un trito all'italiana. Dopo che abbiamo rosolato, aggiungiamo un altro filo d'olio, giusto un po'. Dopo che abbiamo rosolato le verdure, si aggiunge il macco precedentemente scolato e si fa tostare per qualche minuto. Giusto un po' di finocchietto e dopo di ciò si copre con acqua calda, si abbassa la fiamma e si aggiunge il coperchio e si cuoce all'incirca per un 40-50 minuti a fiamma bassa, girando di tanto in tanto. Questo dovrebbe essere il risultato finale. Abbiamo le fave completamente disfatte dalla cottura prolungata e diventa una crema grossolana. E questo, come diceva il signor Santo, è una pietanza che si utilizzava sia come zuppa con del pane, il raffermo, o come primo piatto aggiungendo della pasta corta, o addirittura si può utilizzare anche come un antipasto. Cioè, una volta che lui si raffredda, si mette in frigo, si può tagliare in cubi e infarinarli e friggerli. Questo viene servito in una fondina. Per alleggerire il gusto si mette il finocchietto selvatico. Si può mettere o il finocchietto selvatico, per chi non lo gradisce anche un pochino di menta. Un pochino di menta sempre. E sempre un giro d'olio.